L'incidente stradale, la figlia che perde la vita e l'assicurazione dell'investitore che mette mano al portafoglio e stacca un assegno di indennizzo. La madre, provata dal lutto, che mette quei risparmi nelle mani dell'istituto di credito montebellunese e che inerme assiste al crollo del valore dei titoli. La donna è solo uno dei tanti che in queste settimane si è rivolto al centro di primo soccorso delle popolari venete. La sua è una storia di sconforto, di angoscia e di disperazione. Ho perso una figlia di 20 anni che l'hanno investita qui vicino a Montebelluna, si chiama Giovanna. L'assicurazione mi ha liquidato con 30.000 euro, li ho messi in banca per tenere la sua tomba bella con i suoi fiori. Oggi la verità non ho più niente, neanche la voglia di vivere. Per il colosso di Montebelluna sono giorni cruciali e si valuta l'eventualità di un intervento statale. In ballo c'è anche l'approvazione del bilancio del 2016. A quel punto lo spread con i livelli fissati dalla BCE potrebbe essere coperto con il miliardo di euro già versato nei giorni scorsi da Atlante. Il piano B è l'intervento dello Stato. E giorni cruciali, quelli tra il Natale e l'inizio dell'anno, sono anche quelli dei molti risparmiatori che hanno visto andare in fumo il proprio capitale e che non hanno alternative che chiedere aiuto a chi può starli ad ascoltare. Viene da me gente che veramente mi prende il cuore, veramente mi prende il cuore. Mamme che piangono, che non ce la fanno più, non hanno più i soldi per iscrivere le sue nipotine, le sue figlie all'università. I suicidi, spiega chi si affaccia quotidianamente a questa trincea, sono solo la punta di un iceberg. Hanno questa grande dignità di non andare a frugare nei cassonetti, piuttosto fanno questi gesti estremi, perché tanti gesti estremi sono stati dichiarati e tanti si sono lasciati morire nell'inedia, nella disperazione.